Posso fare manutenzione all'impianto di allarme intrusione senza dover chiamare un tecnico? Questa è la domanda che mi ha fatto un utente nel canale YouTube, alla quale voglio rispondere nel video di oggi. Ciao, sono Davide Marcomini, nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza, sono anche l'ideatore e fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. La domanda alla quale voglio rispondere oggi, domanda più che lecita da parte di un utente utilizzatore di un impianto di allarme intrusione, è la seguente: posso fare manutenzione da solo senza dover chiamare un installatore? Per rispondere a questa domanda dovremmo vedere un attimo quelli che sono i diversi punti di vista. Il punto di vista dell'utilizzatore sicuramente è, perché no? Per cambiare una batteria apro la centrale, apro la sirena, apro un rivelatore, cambio la batteria, chiudo tutto, finita la fiera, come se fosse il telecomando del televisore. Purtroppo non stiamo parlando del telecomando del televisore e non è così semplice. Quindi dal mio punto di vista, penso dell'installatore, la manutenzione va fatta fare a chi di competenza, a chi è del mestiere. Perché? Perché non è così semplice, non tanto il gesto di cambiare la batteria, quello di per sé è semplicissimo, ma devo fare attenzione a diversi particolari, ad esempio che la tensione di ricarica sia corretta, che i faston non siano ossidati, che la centrale faccia correttamente suonare quella sirena, che sia una sirena interna, che sia una sirena esterna, che l'alimentatore della centrale eroghi la tensione corretta per poter ricaricare la batteria della centrale e della sirena. Ovviamente se stiamo parlando di un impianto connesso alla rete elettrica e cablato, ci mancherebbe, diversamente viene meno tutto quello che sto dicendo, cambiano un po' i parametri, cambiano un po' i fattori. Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è l'utente ha fatto manutenzione da solo senza chiamare l'installatore, credeva di esserne in grado e poi ha provocato dei danni. Ecco, non sarebbe la prima volta che succede, almeno a me personalmente, perché poi vai dal cliente e ti trovi banalmente i gusci dei rivelatori wireless rotti, e non è tanto perché il guscio è rotto, è tanto quanto perché poi il guscio rotto magari non fa chiudere il tamper di quel dispositivo, il contatto antisabotaggio di quel dispositivo, e quindi ti trovi con l'impianto di allarme che suona o che ti impedisce di inserire perché è rimasto aperto il tamper. Ovviamente poi tutte queste cose l'utente fatica a comprenderle, fatica a cercarle, a trovarle e a risolverle, e soprattutto magari ancora più difficile, fatica a trovare il guscio di ricambio. Oltre ad aver provocato un danno economico a se stesso, perché quel guscio, ammesso e non concesso che trovi il guscio, che non vada sostituito tutto il contatto magnetico, quindi con un ulteriore aggravio di spese, quel guscio va sostituito. Parlo banalmente per esperienza personale nel caso di alcuni trasmettitori della Tecnoalarm. Diciamo che se uno non sapeva come fare per aprirlo, ecco, diciamo che qualche parolina in più poteva scappare. Chi non è del mestiere sicuramente sforza quel tanto, rischiando di rompere non solo il guscio ma anche la scheda elettronica al suo interno. Quindi puoi immaginare che cosa ne esce, che cosa salta fuori poi da
tutto questo caos, senza considerare che insomma per far manutenzione normalmente servono le conoscenze, almeno devi essere in possesso del codice installatore, devi entrare in manutenzione con l'impianto, devi evitare che possa far suonare le sirene per tutto il tempo che ci stai mettendo, insomma tutta una serie di fattori che dal mio punto di vista, ma chiaramente è il mio punto di vista, questa è una chiacchierata che vuole solo darti quelli che sono i diversi punti di vista. Non voglio dire a casa tua non devi fare manutenzione, puoi fare manutenzione a casa tua, al di là del fatto che stai mettendo le mani su un'apparecchiatura potenzialmente pericolosa, perché comunque è collegata alla rete elettrica, quindi arrivano i 230 volt. Lasciamo perdere per un attimo che finché lo fai a casa tua ancora potrebbe andare bene, ma se lo fai a casa di qualcun altro potrebbe configurarsi un esercizio abusivo della professione, quindi potenzialmente rischi anche di andare incontro a delle rogne legali. Ma atteniamoci a quello che è il funzionamento del nostro impianto di allarme. Abbiamo speso dei soldini per far installare, per comprare, chiamalo come vuoi, un impianto di allarme intrusione che dovrebbe garantirmi un minimo di sicurezza e dovrebbe essere tenuto con cura, manutenuto nel modo corretto, affinché questo possa continuare nel tempo a garantire quella sicurezza. Ecco, a tal proposito voglio ricordare che un impianto ben mantenuto funziona nel modo ottimale e corre meno rischi di guastarsi, di andare contro a inefficienze, malfunzionamenti, quindi fare sempre manutenzione nel modo corretto, al pari, vorrei dire, dell'automobile. Come portiamo l'automobile in officina a fare il tagliando, ecco anche l'impianto di allarme deve andare in officina. In questo caso non va in officina il tecnico che viene a vederlo, ma è come la caldaia va fatta alla prova dei fumi, va garantito il suo buon funzionamento e che non diventi pericolosa. Al pari anche l'impianto di allarme. Una volta all'anno la visita di un tecnico e almeno ogni 2-3 anni la sostituzione delle batterie in tampone può allungare la vita e le prestazioni di quell'impianto. Grazie per avermi seguito, se non l'hai ancora fatto ti invito a iscriverti al canale, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!